Dopo tante gioie e tante imprese, un brutto giorno, improvvisa e indesiderata, la morte bussa allo Stadio Olimpico. Il 28 ottobre del 1979, prima del derby Roma-Lazio, Vincenzo Paparelli, tifoso bianco-azzurro, è raggiunto da un razzo lanciato dalla curva romanista. È una traiettoria assassina che scende su uno stadio incredulo. Intorno alle 13:30 un razzo di particolare potenza è partito dalla curva sud ed ha raggiunto, attraversando tutto lo stadio, la curva nord. Lì ha colpito al volto un tifoso, Vincenzo Paparelli, di 33 anni. Per Vincenzo Paparelli non c'è niente da fare. 33 anni, meccanico, lascia moglie e 2 figli. La sua morte è un doloroso spartiacque. Da quel giorno gli stadi smettono di essere solo un luogo di svago per diventare troppe volte teatro di paura e di violenza. Meno male tu sei tutelato molto, perché c'è un grande arbitro. Lichtsteiner non controlla il pallone, subito un pestone il centrocampista svizzero con le mani Riise, lungo a cercare Toni, arriva rimorchio Totti, il tiro, pallone che si abbassa ma non a sufficienza. Non è finita Ledesma dalla distanza, Rocchi in area, Rocchi, attenzione, tutto regolare per Tagliavento, attenzione, Taddei a terra, calcio di rigore, parte Vucinic, rete, Tagliavento, la ricorsa breve, parte Vucinic, rete, Cezzarate dal fondo, il pallone che passa, Rocchi, attenzione, continuano le polemiche, Rosso, applauso ironico di Ledesma che viene espulso. Guardate qui quanto sono agitati sia Radu che Lichtsteiner che Kolarov tenuto da Diakité. Guardate Francesco Totti, lo stesso gesto dell'andata, pollice verso, ancora una volta ripetuto da Francesco Totti, aveva acceso naturalmente tante polemiche in quella circostanza, l'ha ripetuto Francesco Totti dopo tutto quello che è accaduto in campo. Avete visto momenti di tensione tra i giocatori, molto arrabbiati i giocatori della Lazio, e adesso per i tifosi della Roma, qui intanto Totti continua con questo gesto. Meno male tu sei tutelato molto, perché c'è un grande arbitro. 2-0 il risultato finale per i giallorossi, ma la Lazio può recriminare su almeno 3 casi controversi lasciati correre da Morganti. 28° primo episodio recriminato dalla Lazio, mani dubbio di Simplicio. Questo a parti invertite è un rigore clamoroso, sì, ovviamente. Certo, in quell'episodio mi sembra che non è stato neanche fischiato punizione. Non è stato fischiato. Neanche... Cioè io voglio dirti, ma il segnalino di quella parte lì non può alzare la bandierina e dire c'è fallo in area a favore della Lazio? Cioè, queste sono delle cose gravissime, gravissime. Ricordiamoci quell'angolo lì cosa succederà quando poi andiamo avanti nelle immagini. Quindi questo assistente Cariolato comincia da qua. C'è solamente un'azione scomposta, scorretta di un difensore che utilizza qualsiasi mezzo per fermare un avversario che va semplicemente punita in area di rigore col calcio di rigore. Siccome è anche un grave fallo di un avversario che si trova davanti al portiere, anche se non è proprietario del pallone, va punita anche con il rosso. Guarda questa immagine, guarda Mexes come non guarda il pallone ma guarda solamente il flotte. La diversità tra i due calciatori è qui. Indubbiamente è fallo di Mexes. E poi ci potrà essere anche espulsione perché era l'ultimo uomo, quindi è un errore gravissimo. Ed è evidente che la mano destra di Riise, guardiamo questa situazione, e la mano sinistra la mano destra e la mano sinistra vanno a fermare Mauri che tenta di colpire il pallone ma non ci riesce perché il giocatore della Roma lo trattiene. È evidente che questo comportamento è da punire di rigore. E con l'espulsione del giocatore della Roma, del sinistro della Roma. Sono allibito perché questi sono errori incredibili, gravissimi perché è impossibile veramente non aver visto un calcio di rigore così. Cioè, è impossibile, non c'hai nessuno davanti. Questo però è un momento decisivo. Le mani di Battista. Le mani di Battista che vanno sulla schiena di Lichtsteiner. E spinge Battista, perché è evidente la spinta. E quindi in questo caso, a mio parere, si doveva invalidare l'azione di
interrompere l'azione lì. E poi si sono fermati pensando che la palla deve essere, perché in Italia ci si ferma pensando che devono buttare la palla fuori. Invece la Roma ha continuato e c'era rigore. Poi ho visto i giocatori della Lazio sono andati a reclamare perché c'erano 2 giocatori a terra. Se vedi, se l'altra squadra non si ferma, non butta la palla fuori, prendi il rigore e prendi gol. In Italia. Ma allora lo sbaglio non è il nostro, lo sbaglio è il vostro, che date il cattivo esempio, hai capito? E se date il cattivo esempio, la colpa è vostra, e se la colpa è vostra, bisogna eliminarvi, capito? Io sono la giustizia, davanti a me sono tutti uguali. Io sono la giustizia, nei giorni dispari e in quelli pari. Con i buoni sono clemente, con i cattivi il tempo dirà. Ma per chiunque mi sporchi la veste, nessuno sconto, nessuna pietà. C'è chi mi vuole comprare, dandomi fama, denaro, potere, ma non so che cosa farmene, perché io servo nostro Signore. Meno male tu sei tutelato molto, perché c'è un grande arbitro. Lo sbaglio più grande di noi poracci, di noi gentacci, è da una rubare, è da una fare rapine, è da una anche ammazzare, perché siamo dei gran figli della mignotta. E prima della punizione una luce laser per disturbare il portiere laziale. Ma per esempio anche sulla punizione del gol di Totti, secondo me il fallo non era così clamoroso. L'episodio dell'1-0 con il laser che colpisce il viso di Muslera, sia, lo vedremo adesso immediatamente, sia poi anche in occasione del calcio di rigore battuto da Totti, sì, del 2-0, lo stesso Muslera viene colpito, ecco, qui vediamo il laser che colpisce le immagini, vedete, sì, la macchia verde prima sulla maglia. Prima aveva urlato, sì, prima del calcio di punizione, aveva cercato di richiamare l'attenzione, sì, era accaduto già nella fase di riscaldamento che era stato disturbato e aveva segnalato all'arbitro questo. E anche prima del calcio della trasformazione di questo, però guardate con quale precisione riescono a indicarlo, a direzionarlo. Anche perché qui si parla dei tifosi che probabilmente la Roma sarà sanzionata poi con una ammenda anche importante. Anche perché c'era stato l'appello. Però è una cosa antipatica. Altri episodi? Altri episodi ci sono stati diversi. Innanzitutto Totti, che con la sua grande esperienza ha, diciamo, anche un po' irriso e provocato i giocatori della Lazio. Proprio a proposito di queste pseudo provocazioni di Totti, che non posso definire provocazioni, ma sicuramente comportamento che ha irritato i giocatori della Lazio. Qui in occasione di questa battuta, di questo calcio di punizione, si sono trattenuti a lunghissimo tempo, per lunghissimo tempo prima di battere. Non ha vinto il migliore perché era una partita da 0-0. Era una partita da 0-0 e quell'episodio ha deciso la partita. Vabbè, comunque, insomma. C'è una cosa sola vera, per chi spera, che forse, un giorno, chi mangia troppo adesso, possa sputare le ossa che sono sante. Io quelle ossa ve le voglio far cagare. Ve le voglio far cagare! Sta serva della drizzuzza.